Buonasera e benvenuti a Dai Reporter Sera. Questa sera è un tema d'eccezione, con noi in esclusiva questa sera parleremo di Venezia, capitale per la cultura nel mondo, capoluogo del nostro Veneto. Si voterà tra qualche giorno per scegliere il sindaco. Con noi questa sera abbiamo i due candidati al ballottaggio per diventare sindaco di Venezia. Si confronteranno sui temi principali della città. Con noi Felice Casson e Luigi Brugnaro. Buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuti. Allora spieghiamo a casa che cos'è questa puntata. Vuole essere un confronto sui principali temi di sicurezza e sicuramente parleremo di bilancio, di economia e lavoro, perché questi sono i temi cari alla città di Venezia, città traino per il Veneto, traino per il paese intero. Quindi grande responsabilità per il prossimo sindaco, anche alla luce di quello che è un trascorso molto recente della città di Venezia, vediamo comune e commissariato. Quindi temi importanti che abbiamo cercato di un po' di sintetizzare attraverso cosa? Alcune interviste a gente, persone, istituzioni che chiedono, hanno delle esigenze specifiche e pongono delle domande ai nostri candidati. Per cui questa sera, nel rispetto della par condicio, 2 minuti un candidato, 2 minuti l'altro, risponderanno entrambi alle medesime domande. Ovviamente con noi questa sera anche la stampa e ve la presento. Alberto Vitucci, La Nuova di Venezia. Buonasera Alberto. Buonasera. Il mio direttore Ermanno Casen, direttore del gruppo TV7, buonasera direttore. Tiziano Graziottin, capocronista, Il Gazzettino, buonasera. Buonasera a voi. Claudio Campagnolo, direttore Uno Magazine, buonasera quindi alla stampa, buonasera Claudio. Buonasera. Domande piccanti mi raccomando, vogliamo sapere tutto di questi candidati che si propongono come candidati sindaco e hanno sicuramente una bella gatta da pelare, perché Venezia è meravigliosa, è la nostra città, ma si parte sicuramente rimboccandosi le maniche. Cominciamo con le domande. Io partirei dai cittadini, perché nella nostra trasmissione sempre ruolo importante l'hanno avuto i cittadini. Quindi spesso con noi c'è il pubblico. Questa sera non lo abbiamo qui, ma siamo usciti con la nostra redazione e li abbiamo intervistati. Tullio Trivellato, Il Primo Servizio. I veneziani sono chiamati a tornare alle urne domenica 14 giugno per il ballottaggio che porterà all'elezione del sindaco del capoluogo regionale. Questa volta sarà tutto più semplice, si dovrà scegliere il nome del candidato che si vuole come sindaco. A Venezia, Felice Casson o Luigi Brugnaro. Le urne resteranno aperte come al primo turno dalle 7 alle 23. In attesa di tornare al voto abbiamo raccolto le richieste che vengono avanzate dai cittadini ai due candidati. Innanzitutto un po' più di legalità. Sicurezza, prima cosa. Un problema della casa che è un problema grosso. Devono essere persone oneste e corrette, di non fare preferenze per nessuno. La cura della città che si sta andando in rovina. La sicurezza della città, che i cittadini possano andare avanti e indietro con sicurezza, insomma. Un smaltimento di tutta questa foresteria che è una cosa impossibile. E chi dasse case ai veneziani che tante case vuole. Si chiederebbe una maggiore regolamentazione e un po' più di rispetto per i residenti che in questo momento sono proprio schiacciati da questi flussi turistici. Amministrare bene finalmente, sperando che lo faccia bene anche e soprattutto grande correttezza e onestà. Sicurezza sulle fondamenta e su tutto. Io trovo un profondo disgusto perché non siamo Disneyland in quanto siamo una realtà storica importante che viene sempre sottovalutata e avvilita. Sicurezza, io penso che ci vogliono più vigilanza sull'arco, le 24 ore, più polizia, più vigili urbani se ci sono. Un sindaco che stia attento alla nostra città soprattutto. Grande saggezza, si potrebbe fare quasi un programma elettorale dalle richieste proprio dei cittadini. Domanda aperta forse in questo senso perché si è spaziato un po' su tutto. Ricordo a casa 2 minuti per le risposte, poi se si sfora un pochettino l'altro candidato potrà recuperare comunque il tempo nel rispetto che comunque sarà reciprocamente condiviso. Prego senatore, una risposta ai cittadini se è possibile darla così su ampio spettro, su ampio raggio. Ma io direi innanzitutto che i cittadini hanno toccato alcuni dei temi fondamentali, direi anche una buona parte, perché quando cominciano a parlare di rispetto della legalità, quando cominciano a parlare di sicurezza,
quando parlano di avere una casa, di controllare i flussi turistici, parlano di quelli che sono i temi fondamentali della Venezia insulare, ma non solo, perché una buona parte di questi temi, come quello della sicurezza, riguarda anche la terraferma e alcune zone di Mestre in particolare. Penso che bisognerà cominciare un po' a stringere su alcune di queste domande, certo, nel senso di valutare come l'aspetto della sicurezza non sia un aspetto che ha a che fare soltanto con la repressione brutale, è chiaro che se c'è un furto bisogna intervenire, individuare la persona, eccetera. Però bisogna soprattutto cercare di prevenire, quindi l'aspetto prevenzionale che sta congiunto a quello repressivo, aspetto che va mantenuto collegato a quello che è il degrado, il decoro urbano, perché dove c'è degrado, come in qualche zona di Venezia e anche di Mestre, è ovvio che lì arriva la insicurezza, arriva anche qualche forma di criminalità e viceversa, dove c'è la criminalità il negoziante chiude, se ne va, il cittadino si sposta, quindi sono temi da tenere strettamente collegati, vanno tenuti assieme, considerando poi che c'è anche una necessità di pensare ai cittadini veneziani, mestrini, a chi arriva in città, che si può collocare, senza voler essere offensivi, in una fascia per così dire debole, marginale rispetto alla città, e anche questa va considerata, perché ci sono persone che non sono assolutamente i delinquenti, e premetto, i delinquenti vanno trattati in quanto delinquenti e come delinquenti, però fasce marginali che sono in fase di difficoltà bisogna dargli una mano. Allora consideriamo l'aspetto sicurezza strettamente legato a quello del degrado urbano, del decoro urbano e all'inclusione, sollecitandolo anche ai cittadini, perché è ovvio che questo tema riguarda da vicino anche tutti i cittadini veneziani con i quali dobbiamo collaborare. Eccezionale nei tempi. Grazie, prego, una risposta ai cittadini appunto su ampio spettro, molte le richieste. Beh, la cosa divertente è che avete fatto le riprese, non so se vi siete accorti, col ponte di Calatrava dietro. Cioè è una vergogna di quelle che solo a Venezia si può fare. Tra l'altro si vedeva anche l'Ovovia, che è una delle rappresentazioni di quello che è successo a Venezia. Quel ponte doveva costare 10 milioni, è costato 40, sono fallite anche delle imprese e non so neanche quanto ci costerà in futuro. E l'Ovovia, quell'altra vergogna incredibile, che neanche funziona ancora, non so se sono andati avanti qualche anno per farla, e una persona con la carrozzina o disabile dovrebbe sedersi su quella specie di uovo e aspettare, penso, dai 30 ai 40 minuti per attraversare il ponte. Io continuo a pensare che chi ci ha amministrato oggi, fino adesso, sono semplicemente degli incapaci. E questa cosa qua i cittadini lo sanno. Perché vedete, adesso abbiamo intervistato sotto il ponte di Calatrava dei ragazzi, delle persone, giovani e meno, del centro storico. E hanno raccontato e dicono la sicurezza. Ma Mestre è peggio. Mestre è peggio. Cioè, a Venezia c'è un problema di degrado urbano, generale, eccetera. Ma a Mestre è pure peggio. Cioè la gente va dentro le case di notte, c'è chi fa la pipì sui monumenti, c'è chi vomita per la strada. Allora questi non sono delinquenti, cioè sono persone che bisogna per forza allontanare dal nostro consesso civile. In tutte le città d'Italia e del mondo si fanno delle ordinanze, sono cose molto semplici e vanno fatte e ci vuole la responsabilità politica di qualcuno che se la prenda. Come si fa? Si fa semplicemente copiando quello che hanno fatto giunte di destra e di sinistra, non è un tema di parte, è un tema di buonsenso. Non puoi tollerare che una persona debba rincasare prima di sera, perché ha paura, le donne hanno paura, non vanno più a correre. Cioè quando la donna non va più nei parchi è finita la libertà e io sono qui per difendere la libertà dei nostri bambini, dei nostri anziani nelle nostre case. Grazie anche al candidato Brugnaro. Domande dai giornalisti. Cominciamo con Graziottin. Prima domanda. Restando in tema di sicurezza, no? Uno dei grandi problemi sia a Venezia che a Mestre è che di vigili urbani in giro non se ne vedono. Si circola per la città ed è difficile cogliere la presenza. Voi in campagna elettorale avete detto spesso che i vigili dovranno uscire dagli uffici e andare in strada. E questa è la prima risposta che avete dato, ma non ritenete che forse dovrebbe esserci anche proprio un investimento diverso sulla polizia municipale, anche forse in termini di organici, cioè perché tutto quello che avete detto in termini di mancata sicurezza è vero, però indubbiamente io credo che l'aspetto della visibilità
delle divise, a cominciare da quelle che sono di vostra competenza, che potrebbero essere di vostra competenza, ovvero la Polizia Municipale, sia un tema assolutamente centrale per i cittadini di Venezia e di Mestre. Inizia Brugnaro. Allora, detto che abbiamo trovato un bilancio con 92 milioni di buco e probabilmente ci sono altri centinaia di milioni di passivo nelle società partecipate, il tema della gestione delle risorse umane all'interno del comune e anche della partecipata è sicuramente un tema importantissimo. Quando diciamo di togliere, almeno parlo per me ovviamente, di togliere la polizia, anzi oggi vigili urbani, domani polizia municipale, sono due cose un po' diverse, è perché intanto dobbiamo togliere questa idea delle multe continue ai cittadini. C'è un gruppo di persone, vigili urbani, che sono tolti dal servizio, diciamo, di strada e sono utilizzati per dare multe ai cittadini. Ne abbiamo 13 milioni in bilancio, 13 milioni di multe a Venezia, date molte attraverso la ZTL. Non vi dico il costo dei parcheggi che adesso è arrivato, che costa più parcheggiare la macchina all'aperto a Mestre che non metterlo su un garage. Allora noi dobbiamo togliere sta roba qua, a fare una grande scommessa per liberare il commercio, liberare la città, rimettere queste persone facendo, proprio dicevo prima, noi dobbiamo fare evidentemente un check di tutta la situazione, dobbiamo parlare con queste persone. Io penso che dobbiamo partire dal talento che c'è e dobbiamo chiedere la massima collaborazione proprio ai dipendenti del comune e ai dipendenti delle partecipate. Io penso che proprio una riorganizzazione del sistema, ed è quello che so fare io faccio riorganizzazione di sistemi da quando sono piccolo, questo comune non ha nessuna organizzazione. Qui non è soltanto un discorso di come, uno dice do l'obiettivo, no, tu oltre a dare l'obiettivo, cose che i premi oggi vengono dati in maniera soggettiva, vanno dati in maniera oggettiva vuol dire numerica, e sulla base di obiettivi che ci dà il cittadino. Sono i cittadini che ci stanno dicendo che vogliamo che vadano per strada e io sono d'accordo, vanno riorganizzati, vanno anche riformati dentro una centrale operativa, telecamere, una centrale operativa H24 sorvegliata sempre e una squadra di pronto intervento che possa agire in collaborazione col prefetto, con la questura e con i carabinieri. Questa è la situazione semplice che avviene in tutte le città del mondo, soltanto a Venezia non riusciamo a farlo. Innanzitutto va ricordato un dato, cioè che abbiamo oltre 850 appartenenti al corpo della Polizia Municipale che sono divisi in servizi di controllo, di polizia giudiziaria, di polizia ambientale. E il problema reale è che se ne vedono molto pochi sulle strade. Una grandissima parte sono concentrati all'interno degli uffici e quindi sul territorio c'è poca percezione di questo controllo del territorio. Questo è un primo dato. Poi io distinguerei i due fenomeni fondamentali. C'è un fenomeno che ha a che fare con la criminalità vera e propria, è un fenomeno che potremmo definire di polizia amministrativa. E il problema della criminalità vera e propria, proviamo a pensare in certe zone il discorso dello spaccio di stupefacenti, della prostituzione, e queste sono competenze che la legge attribuisce direttamente anche alla Polizia Municipale, che ha una competenza diretta per poter intervenire. Allora io ho maturato questa idea proprio per la delicatezza della questione del problema della sicurezza nel suo insieme. Innanzitutto ritengo che la delega sulla sicurezza la debba conservare il sindaco. In secondo luogo, per poter gestire al meglio questi fenomeni, io ho già individuato una personalità di competenza anticrimine, oltre che di polizia amministrativa, che sia in grado di dare direttive per intervenire sui fenomeni più gravi. Da Campo Santa Margherita fino a certe zone di Mestre sono fenomeni criminali gravi, il tronchetto, quello è un fenomeno. Poi ci sono tutti gli altri aspetti che hanno a che fare con la polizia sulla strada. Il poliziotto di quartiere o di prossimità è fondamentale, perché diventa il punto di riferimento dei cittadini che sanno a chi rivolgersi e diventa il poliziotto che conosce tutto del territorio. Quindi creare un nuovo rapporto tra i cittadini, il territorio e l'amministrazione, oltre che ovviamente voler collaborare, ma casomai ne riparleremo, con la polizia statale in senso ampio, quindi carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato. Lì bisogna creare un coordinamento che bisogna ovviamente saper fare. Noi abbiamo realizzato un'intervista proprio per parlare di un'area del veneziano che è Piazzale Candiani, è un'area centrale che è stata rivalutata e riqualificata sicuramente recentemente. Abbiamo intervistato chi ci lavora quotidianamente, quindi il titolare, il direttore dell'IMG Cinema, Gian Antonio Furlan. Chiedo alla legge di mandare il contributo, vi ho stravolto un attimo la scaletta, a voi il servizio. Piazzale Candiani è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione negli ultimi anni.
era una delle zone più degradate della città, pur essendo una piazza speculare, piazza Ferretto, siamo esattamente in centro a Mestre, e questo ampio progetto di ristrutturazione che è iniziato con la costruzione della multisala e poi si va via via completando in questi mesi con la riapertura delle gallerie commerciali, con l'apertura di esercizi pubblici, stiamo arrivando a definire quella che è la cittadella della cultura, del divertimento, del tempo libero in pieno centro a Mestre. Però qui mancano controlli, manca un presidio perché da un certo punto della giornata questa piazza diventa un luogo libero per qualsiasi tipo di attività, di gruppi di giovani che vengono qui, la usano come se fosse un campo di calcio, come se fosse un campo, una pista da ballo, gruppi di giovani molto molesti nei confronti della gente normale e non si riesce a controllare questa zona. Abbiamo l'impressione che siamo ancora in una parte periferica della città. Gianantonio Furlan ritiene quasi, si sente quasi in una periferia di Venezia. La terraferma è una periferia del veneziano, chiede una sinergia con appunto il futuro sindaco e in fondo perché? Perché chiede una sicurezza del territorio, perché in fondo sono le imprese la prima garanzia di legalità, di un territorio sano, vivo, che quindi respinga la criminalità. Prego. Ma innanzitutto devo dire che quello che si è costruito attorno ai Candiani è un segnale positivo di una vitalità di Mestre, perché riporta vita, commercio, spettacolo, possibilità di cultura in una zona che è attaccata a Piazza Ferretto e quindi quel centro. Io sono convinto che tutta quella zona può essere rivitalizzata, vanno portati negozi, vanno portate attività economiche, culturali come abbiamo anche cominciato a fare, proprio per dare il senso di una zona non abbandonata e consideriamo che quello è il centro di Mestre, quindi c'è questa possibilità di estendere da Piazza Ferretto in là tutti questi. È chiaro il problema che è stato segnalato della mancanza di controlli, è quello a cui si accennava prima, e cioè innanzitutto dei presidi, ma poi anche non soltanto da un punto di vista attivo, ma c'è la possibilità anche di intervenire da un punto di vista anche passivo, per così dire, con sistemi di videocontrollo, con rispetto ovviamente sempre della privacy, della riservatezza delle persone, ma anche con l'illuminazione, con le presenze fattive degli negozianti, dei commercianti. Se noi pensiamo che sia possibile fare questo nella zona del Candiani, in altre zone di Mestre, passando a zone vicine, Piazza Donatori di Sangue, Via Piave, riportare la città, riportare chi fa economia in città e dare la possibilità di farla attraverso degli incentivi di natura economica, delle agevolazioni economiche che sicuramente esistono, vanno individuati gli strumenti per poterli fare, considerare che Mestre, centro storico, può tornare ad essere con la città metropolitana un punto di riferimento per tutta l'area e quindi far tornare al centro come attività economica quello che dal centro è scappato negli ultimi anni. Infatti basta girare per le strade, per le piazze di Mestre, sentiamo questa fortissima lamentela, e cioè la città che si svuota, le persone che vanno all'esterno e quindi arriva in sicurezza. E torniamo al binomio di prima, dove c'è insicurezza c'è mancanza di decoro, mancanza di vita economica, dove c'è mancanza di vita economica c'è anche insicurezza. Interveniamo assieme su questi fattori. Brugnaro, a lei. Sì, no, ma per carità sono sicuramente una parte del fenomeno, però il fenomeno lì, io l'altro giorno ero seduto su quei tavolini bianchi che avete visto, e lì la Furlan ha messo una guardia che fa finta di essere un cameriere, ma è uno grande e grosso che fa di fatto il buttafuori. E questo gli ho chiesto, ho detto, ma qua secondo te cosa bisogna fare? Tra l'altro alcuni non sono solo immigrati, c'è gente un po' di tutti i tipi, ormai a Mestre è ricettacolo tutti gli sbandati del mondo, tanto arrivano da noi, tanto non c'è nessuna ordinanza, nessuno gli può fare niente. Anche su questo evidentemente, continuo e insisto, dobbiamo fare delle ordinanze molto precise. Guarda la favola, lui cosa fa? Fa dissuasione sto poveraccio, cioè va là, gli parla, cioè, questi gli ridono in faccia, certe volte hanno chiamato i carabinieri e la polizia e questi gli chiedono i documenti e cioè, gli dicono e perché cosa mi fai se no? Questa è la risposta di ragazzi che hanno 14-15 anni. Alcuni in inglese, l'ho visto io sbeffeggiato, sono andato da uno e gli ho detto scusa ma tu hai capito che sta per cambiare sta roba? Hai capito che a quest'ora alle 4 del pomeriggio ti ha 19 anni dovresti essere a lavorare? Tema del lavoro che uno dice non c'è, no, ti potrebbe anche ridere dietro su questo. Il tema qui è molto serio, noi dobbiamo capire perché il centro è chiuso,
non è che è chiuso perché i commercianti non ci sono, hanno deciso di andare via. Hanno deciso di andare via perché abbiamo chiuso il centro. Dobbiamo togliere la ZTL, quantomeno ridimensionarla molto, liberalizzare, perché la ZTL è stata messa quando c'era il passante, era tutto bloccato, la gente per tagliare la coda passava per il centro di Mestre. È stato messo per quello la ZTL. Adesso bisogna liberare questa cosa, dare un segnale preciso. Io, il sindaco, andrò con la polizia municipale lì da questi ragazzi qua. Li ho già fatto quando ero presidente della REI, andavo dietro le palestre e li correvo dietro i tossici, perché non è che puoi fare altro. Questi invece che hanno amministrato fino a ieri, tale Bettin che adesso è diventato presidente municipalità, mi dispiace fare no, a me è questo, mandava il camion del CERT, così da 5 tossici ne avevamo 15. Questo è il problema, è un fatto politico, di scelta politica. Io queste robe qua non sono più capace di vederle, io mi sono candidato per questa roba qua, mi sono stancato di discorsi seri eccetera eccetera, dobbiamo intervenire su queste robe con molta decisione. Grazie, noi andiamo in pubblicità 2 minuti 2 e torniamo qui con i nostri candidati sindaco Casson e Brugnaro per parlare di Venezia.